signor Mario Grasso, siamo nel Residence Blue Garden di Mascali e da circa una settimana questo grosso albero insomma, ha ceduto, almeno una parte, un ramo, e ha rischiato naturalmente di causare danni ancora più gravi di quelli che ha causato. Sì, infatti, come vede qua non possiamo più accedere alle poste, non possiamo accedere qua nel posto auto di cui è segnato per di un residente, e non possiamo più passare perché la strettoia, le persone non riescono più a andare dall'altro lato e l'ho fatto presente al sindaco di questo paese. E, e lui mi ha detto che mi mandava qualcuno per poter levarlo, ma fino ad oggi non è arrivato nessuno che ha tolto quest'albero di mezzo. Tra l'altro non è la prima volta che succede una È storia del successo genere. circa un anno fa e hanno mandato delle persone che hanno preso la legna, quella più grossa, e le rame, quelle più piccole, l'hanno lasciato là, che io circa 2 mesi fa le ho tolte e le ho messe più a centro perché era un pericolo se qualcuno dava fuoco, tutte quelle sterpaglie che come ha visto lei andavamo, andavamo a fuoco qua, macchine, camion che noi andiamo a parcheggiare, oltre che noi abbiamo sia la centrale del gas che la cabina elettrica, il vicino, comunque che magari loro pensano che non succede niente, però se prende fuoco ci fa scappare tutti di qua, oltre che ci possiamo fare anche male. E tra l'altro quest'albero è da mettere in sicurezza perché qui abitano insomma 200, circa Sì, 200 ma persone e infatti poteva come succedere vede, anche una tragedia. certo, come vede l'inclinazione dell'albero va verso quell'appartamento là che cadendo, non lo so, un albero del genere potrà anche far crollare anche la casa, perché è abbastanza grosso, non è un rametto. E ora voi cosa intendete fare? Ora noi abbiamo diffidato il comune tramite un legale che non so se già ha fatto partire la raccomandata e dopo successivamente magari interveniamo noi come condominio, poi qualcuno ci dovrà rimborsare di queste spese.